Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 7:31, è martedì 1 ottobre. Iniziamo subito dal sito radiolibertà.net, pagina Facebook di Radio Libertà, per avere sott'occhio il palinsesto della giornata, che prevede tra l'altro alle ore 9 una conversazione con il presidente della giunta regionale della Lombardia, Fontana. Attilio Fontana sarà con noi a partire dalle 9, tanti altri ospiti, compreso il ritorno oggi della rubrica curata da Alessandra Mori, Pop Economia e Rumore, dove si parla di Stellantis, e è una delle notizie del giorno, la crisi, il tracollo, il profondo rosso di Stellantis, ma anche di un anno dopo il massacro in Israele, al 7 di ottobre dell'anno scorso, con Noemi Di Segni, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, e in diretta da Israele Davide Zebuloni, giornalista di Macor Rison, a partire dalle ore 16 alle 17. Ma in mattinata avremo anche modo di affrontare, con oltre la pagina di Pierluigi Pellegrin, i temi del giorno con Francesca Musacchio, direttore OFCS Report Il Tempo. Anche qui si parla del 7 di ottobre di un anno fa, la strage di israeliani, tra le altre cose. E poi Corrado Ocone, il Papa, che non può fare il Papa perché dice le cose da Papa e non piace. In questo caso è un altro degli argomenti del giorno. Comunque, intanto buon ascolto a tutti, buona mattinata, buon 1° ottobre. Andiamo a vedere cosa ci racconta l'agenzia ANSA in apertura. Le forze israeliane entrano in Libano, è la notizia del giorno. Attacchi mirati e limitati, fa sapere Israele. Colpito un grande campo profughi, Israele puntava al comandante del braccio armato di Fatah. Secondo titolo, altra notizia del giorno, il Maxi Blitz contro i clan degli ultras di Inter e Milan, arresti, perquisizioni, calcio criminale, 'ndrangheta, mafia e via dicendo. Nuovi guai anche per il signor Federico Lucia in arte Fedez, arrestato il suo bodyguard, il rapper vicino al capo della curva del Milan. Incendi in 2 aziende in Abruzzo, nel Teramano e a Chieti Scalo, tenere chiuse le finestre nella zona industriale. Gli agenti di polizia che indagano ancora sul caso Pantani dicono alla procura: nella stanza dove morì Pantani, altri prima di noi ci dissero di restare fuori. Trovato in cantina appeso in salotto è un Picasso, lo abbiamo raccontato ieri, lo ha raccontato il quotidiano Il Giorno. Mario Draghi che ne dice una interessante: una guerra commerciale con gli Stati Uniti sarebbe un danno, cioè il male non è bene, il bene non è male. E sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA di stamani, il New York Times: Kamala Harris, l'unica scelta alle elezioni, Trump unfit, inadatto come a suo tempo Berlusconi, ricorderete. Sempre dal primo piano dell'ANSA di stamani, scontri al derby, arrestati rischiano fino a 15 anni di carcere, Daspo per 5 anni. Lo sparo di Capodanno, qualcuno ricorderà l'onorevole Pozzolo, lo sparato ritira la querela nei confronti dello sparatore, però lo sparatore dice che non ha sparato. Prima dirigente, poi senza tetto, ora Ruggero è assunto nel sociale, sono le storie italiane di quelle cose belle che allargano il cuore. E infine la politica, Steinmeier a Marzabotto, ma questa è vecchiotta, ma l'ANSA ci arriva con un giorno di ritardo. Intanto diamo un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani di oggi. Incursioni di terra è il titolo d'apertura di Avvenire, su Israele che entra in territorio libanese con azioni mirate, fa sapere appunto Netanyahu. L'Unifil, ONU ferma i pattugliamenti, bombardamenti nel centro di Beirut. Hezbollah e l'Iran per il momento non rispondono. Austria, estrema destra record, il partito FPÖ ha trionfato ma rischia di ritrovarsi solo con le sue idee estremiste. E poi la manovra, vertice con le famiglie, proteste per il condono mascherato che la maggioranza approverà oggi al Senato nel decreto Omnibus, ma la stampa ci rinforma che rincarerà il gasolio. Chi se ne frega, tanto io ho la benzina, oppure viceversa, chi se ne frega, tanto io ho il diesel. In ogni caso, le mafie degli ultras, terremoto a San Siro, titola ancora Avvenire in prima pagina, ma questo lo vediamo dopo, più in dettaglio. E Papa Francesco che rilancia su pace, donne e difesa della vita, cioè la condanna dell'aborto. Vediamo come apre il Corriere della Sera. Titolo principale sull'invasione limitata, fa sapere Israele in Libano. Il governo di Israele vota sì alle incursioni e Netanyahu promette iraniani, sarete liberi, bombe sul centro di Beirut, Hezbollah fa sapere se entrate siamo pronti. Biden osserva, serve un cessate il fuoco, ma in taglio alto
Gli affari, i legami con i clan, le violenze, 19 arresti tra i capi ultra di Inter e Milan, decapitati i vertici delle curve di Inter e Milan, estorsioni sulla vendita dei biglietti delle partite, un pizzo mensile imposto per i parcheggi attorno al Meazza, cartelli tra nerazzurri e rossoneri per poter vendere bibite e gadget allo stadio, risse tra i gruppi, anche intestazioni fittizie di beni. I capi ultra di Inter e Milan sono stati arrestati ieri con un blitz all'alba da polizia e guardia di finanza, in 16 in carcere, 3 ai domiciliari su ordine del GIP di Milano Domenico Santoro. Dice la procura, nelle curve di San Siro un'associazione a delinquere. Ai nerazzurri contestata anche l'aggravante di mafia, oltre alle estorsioni sui biglietti, al pizzo mensile sui parcheggi, ai cartelli tra opposte tifoserie per vendere bibite e gadget allo stadio, risseta gruppi, intestazioni fittizie di beni, profumo di mafia. Sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, The Apprentice arriva nei cinema, attacca, nega le sconfitte, è un film sul giovane Trump, commentato dal giovane Walter Veltroni in prima pagina sul Corriere della Sera. Uscirà prima delle elezioni americane The Apprentice, il film sull'infanzia professionale e le prime esperienze di Donald Trump, imprenditore, showman, politico ormai di lungo corso. Mentre c'è la polemica interna alla maggioranza sul voto in Austria. La strada che porta a un nuovo governo a Vienna sarà lunga, lo storico 28,9% ottenuto dal Partito delle Libertà FPÖ non basta per una maggioranza. Il leader del partito, Herbert Kickl, dovrebbe cercarsi degli alleati per diventare cancellieri, ma si alleeranno tutti contro di lui probabilmente. Per Antonio Tajani ogni rigurgito neonazista va respinto. Replica di Matteo Salvini, Tajani ha mangiato pesante e non c'è nessun allarme neonazista in Austria. Con questo lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera, andiamo al Fatto Quotidiano. Marco Travaglio apre con Biden che chiede la tregua e Bibi che invade il Libano. Se ne infischia Israele della Casa Bianca, che poi lo giustifica. Poi le curve pericolose, derby a delinquere Milan-Inter e gli Elkan che piangono per la crisi dell'auto e il lunedì nero di Stellantis in borsa, però ridono per le armi della Iveco, più 92% in un anno. Finché c'è guerra c'è speranza anche per gli agnelli Elkan. L'ex ministro San Giuliano è andato a parlare in procura, ero nel panico, ha raccontato sul caso Boccia, pressioni, forse complici, eccetera. E sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano di oggi. Italia Viva è una mina in Emilia-Romagna, però non è la Liguria, estremamente interessante, e Marco Travaglio si occupa di spaccio largo, cioè uno degli effetti della riforma Nordio, secondo il direttore del Fatto Quotidiano. Domenica abbiamo raccontato una storia che dovrebbe scatenare i media e le opposizioni contro le schiforme della giustizia e chi le ha votate. Cos'è successo? In una località del sud ad altissima densità mafiosa, la procura chiede al GIP l'arresto di 12 persone per spaccio di droga. Mentre il GIP esamina la richiesta, passa la legge Nordio che impone di avvisare gli arrestanti per interrogarli e solo dopo decidere il da farsi. Quindi convoca i 12 di lì a 20 giorni e deposita per loro il fascicolo di indagine. Quelli se lo leggono e scoprono le prove a loro carico, incluso il nome del testimone che li accusa di spaccio, il quale viene subito minacciato di morte e fugge in un'altra città, maledicendo il giorno che ha avuto la bella idea di fare il buon cittadino anziché farsi gli affari suoi. Tutto ciò non sarebbe accaduto senza la legge Nordio, cioè se il GIP avesse potuto arrestare la sporca dozzina, presunta, ci mancherebbe. Intanto i 12 sono sempre a piede libero, in attesa dell'interrogatorio preventivo che sarà una passeggiata perché arriveranno preparatissimi, con tutto il tempo che hanno avuto per concordare le versioni. Forse, passato tanto tempo, cadranno anche le esigenze cautelari per l'arresto. Torneranno a spacciare più di prima. Ogni tanto faranno un giretto sotto casa del testimone, casomai fosse così temerario da rientrare. Ogni sera accenderanno un cero a San Carletto mezzo litro, cioè al ministro Nordio che ha fatto la grazia, e dormiranno fra due guanciali. Sarà dura trovare un altro fesso che racconti alla polizia quello che fanno.
Naturalmente, osserva Travaglio, questa storia non l'ha ripresa nessun TG Talk, giornale e esponente di opposizione. Sono tutti impegnatissimi a parlare del nuovo CDA Rai, del campo largo, del referendum sulla cittadinanza, Ius Soli, Scole, Sola, epiche battaglie civili degli eredi di B. con Pascale incorporata, ultime dichiarazioni di Renzi e Tajani, altri temi che elettrizzano la gente. Intanto, dopo anni di leggi svuota carceri e chiacchiere sul calo dei reati, i delitti hanno ripreso a salire e i primi ad accorgersene sono i meno abbienti dei quartieri popolari, che un tempo votavano a sinistra. Ora, che quella sia accodata nelle ZTL, si buttano sempre più a destra. In Italia col freno dei 5 Stelle, ma ancor più in Germania, Austria, Nord Europa, America. Riusciranno i nostri eroi, conclude il direttore del Fatto Quotidiano, all'opposizione, a spiegare a queste fasce di popolazione che la destra più illegalitaria del mondo premia i pusher e punisce i testimoni? O parlano di queste cose o continuano a blaterare di campo largo e magari ci spiegano questa gran fregola di imbarcarvi chi ha votato la porcata Nordio insieme alle tre destre ufficiali, Azione e Italia Viva, cioè le due destre ufficiose. Vediamo il giornale, apertura del giornale dedicata al fisco, concordato sanatoria senza sanzioni, oggi il voto in Senato sul decreto Omnibus, emendamento della maggioranza, il provvedimento copre il periodo tra il 18 e il 22. Esame del decreto legge Omnibus che inizia ieri al Senato, il governo chiede la fiducia, voto finale oggi, domani il provvedimento è già alla Camera. Tra le novità, modifiche al concordato preventivo biennale con l'introduzione di una sanatoria che può coprire eventuali mancati versamenti di imposte nel periodo tra il 2018 e il 2022. Titolo principale: la retata nelle curve di Inter e Milan. I club rischiano, ipotesi commissariamento, racket, affari illeciti, ricatti per i biglietti, 19 arresti. Spunta anche Fedez, amico di uno dei capi degli ultra del Milan, tale Lucci mi sembra. Sempre dalla prima pagina del giornale, Stellantis scalano le vendite, il titolo crolla in borsa. E poi ancora dalla prima pagina l'ultimo esame per il ministro Giuli, che ha preso 30 all'università. I collettivi protestano, non si capisce perché. Difesa della famiglia del direttore Alessandro Sallusti, che critica anche l'ex compagna di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale, che ha detto: questi del governo parlano tanto ma le loro famiglie sono quasi tutte sfasciate. Allora sarebbe come dire, osserva Sallusti, che Francesca Pascale non può più sostenere i matrimoni omosessuali avendo lei divorziato da sua moglie, la cantante Paola Turci, pochi mesi dopo averla sposata. I fallimenti personali non hanno nulla a che fare con i principi che li hanno generati. Aiutare le famiglie a sostenere l'onere dei figli è il vero modo per garantire libertà anche a Francesca Pascale, scrive il direttore del giornale, che lasciamo per andare al Tempo di Roma. Apertura dedicata alla vicenda degli spioni con nel mirino De Rao, procuratore nazionale antimafia, diventato poi parlamentare dei 5 Stelle, componente della stessa commissione antimafia. Tempo scaduto, tutti gli chiedono di spiegare il suo ruolo nei dossier Striano, ma l'ex PM, ora deputato, si tiene la poltrona in commissione antimafia e denuncia il giornale Il Tempo che per primo sollevò il caso. De Rao, tempo scaduto, la guerra si allarga, Israele entra in Libano, rilievi sulla morte di Pantani, la polizia scientifica fa sapere qualcuno entrò prima di noi. Poi mafia in curva, il calcio trema, gli arresti minacciano. Il pallone, Salis e la Casa del Popolo, un elogio dell'occupazione da parte di Ilaria Salis, capirai che notizia, e poi il Rai, oggi le nomine di Rossi e Sergio. Schlein tira dritta, giusto il mio no. Caos a sinistra, così la mette il Tempo. Dal Tempo passiamo a Repubblica, due gli argomenti, quello principale su Israele, le incursioni in Libano e poi San Siro, il calcio in ostaggio di Ultras e Clan. Ma c'è anche la rissa Tajani-Salvini sul voto in Austria, dice Tajani, rigurgiti nazisti, risponde Salvini, hai mangiato pesante. L'ex commissario europeo Timmermans contro le destre, compresa lì quelle italiane che stanno spaccando l'Europa, e poco altro. Giuli, il ministro della cultura, 30 senza lode per l'ultimo esame di filosofia. Addirittura questa roba finisce in prima pagina. Incredibile ma vero. La Stampa di Torino apre con un fosco cielo rosso l'invasione del Libano. In taglio alto l'amicizia secondo Salvioni, importantissimo, è un amore senza disciplina. È prima pagina anche questa, e poi la mafia a San Siro, arrestato il capo ultra Lucci, difeso da Salvini, secondo la Stampa. Fedez, che se la fa coi tifosi, i criminali e compagnia cantante,
E poi la notizia che, se fosse vera, non è bella per le nostre tasche. Manovra: sale la pressione fiscale, mezzo punto percentuale in più rispetto al 2024, oltre un punto sul 23. La pressione fiscale in Italia toccherà quota 42,8% nel prossimo anno e sarà stabile a quel valore almeno fino al 2026. Lo schema di base è contenuto nel PSB, il piano strutturale di bilancio, dove però, pare di capire, ci sono anche tanti soldi in più da poter spendere per indebitarsi un po', fare debito buono per il futuro, forse, chi lo sa. Intervista al ministro dell'Agricoltura, Lollobrigida, che racconta se stesso, l'Unione Europea, la sovranità del cibo, il piano per debellare la peste suina, le sanzioni alle imprese che sfruttano i lavoratori, la sovranità alimentare, tema italico che sbarca in Europa. Lollobrigida rivendica i risultati ottenuti in questi 23 mesi di governo come ministro dell'Agricoltura. Andiamo a vedere la verità di Maurizio Belpietro, il titolo a tutta pagina: la democrazia ora si chiama nazismo, il pezzo è di Francesco Borgonovo, il voto in Austria, l'allarme solito sull'onda nera. Le elezioni dovrebbero servire a premiare chi ha governato bene, punire chi lo ha fatto male, passando la palla alle forze alternative, ma in Europa non è così. Se non vince chi dicono loro, i presunti progressisti e liberali insorgono e accusano. Dopodiché VIP, pizzo, affari, mafia sulla pelle dei tifosi, poverini i tifosi ingenui, Milan e Inter sgominate le curve, 18 arresti, maxi operazione tra i capi ultra, la pace tra i rivali storici in nome dei traffici sporchi. Una specie di super ammucchiata anche lì, un arco parlamentare completo, non c'è destra, non c'è sinistra neanche nel calcio, magnano tutti, è tutto un magna magna. Le chiamate a mister Inzaghi, il ruolo di Fedez, nerazzurri a rischio commissariamento. Maurizio Belpietro su Zelensky, che racconta favole, la vittoria è impossibile, lo ha scritto anche l'Economist. Poi l'immigrazione non è una risorsa, ha cambiato idea anche Macron. Amato, che pianificò il colpo per arraffare i nostri risparmi nottetempo, il famoso 6 per 1000, lo ha raccontato il ragioniere generale dello Stato dell'epoca Andrea Monorchio, boiardo di Stato quant'altri mai, di Stato e di autostrade, perché poi passi dallo Stato che vende le autostrade al privato che le ha comprate gratis praticamente e le gestisci. Ottimo, non ci sono conflitti di interessi, solo interessi. Sempre dalla prima pagina della Verità, dopo 5 anni vince la causa col fisco, ma gli arriva la cartella da pagare, burocrazia da teatro dell'assurdo. Un cittadino di Napoli ha vinto il ricorso contro una cartella, ha ricevuto indietro le rate già pagate, si è visto recapitare un sollecito per quelle rimanenti. Il fisco ammette l'errore e ignori l'avviso. Quindi finita lì. Qual è il problema? Sempre dalla prima pagina della Verità, nel piano di bilancio spunta l'aumento delle accise sul diesel. Che me frega, io ho la benzina. Il piano di bilancio non prevede sussidi pubblici per chi ristruttura casa secondo le richieste green dell'Unione Europea, scrive la Verità, ma certificati bianchi da scambiare sul mercato. Allineamento per le accise sui carburanti tra benzina e diesel, appunto. Che me frega a me, c'ho la benzina e già pago quanto pagherà adesso chi ha il diesel. Nel piano di bilancio case verdi, zero aiuti, più accise sul diesel, più tasse sostanzialmente, mentre pretendevano che il Papa fosse abortista, si stupisce Alessandro Rico. La relazione Ruini getta altra luce su Medjugorje, scrive David Murgia rispondendo a Silvana De Mari che è scettica. Dopodiché passiamo alla prima pagina di Libero, il quotidiano diretto da Mario Secchi, apre con Stellantis, Agnelli, Elkann, sfascia carrozze, stime di vendita disastrose per Stellantis, crollo in borsa, la galassia Elkann perde 8,6 miliardi in un solo giorno, la brutta fine degli Agnelli. Commenta il direttore Secchi: è caduto il bluff degli alieni dell'auto, ora lasci anche l'amministratore delegato di Stellantis Tavares. I tank israeliani entrano in Libano, Daniele Capezzone sulla destra che stravince in Austria, solito errore, demonizzato il voto austriaco. Giuli contestato in università perché dà un esame, l'ultimo è stato promosso con un bel 30, senza lode, ma con la contestazione dei collettivi universitari. Poi Salis, irreperibile, deve 90.000 euro all'Aler, ma siccome è irreperibile non possono consegnarle l'intimazione.
di pagamento, scrive Pietro Senaldi. Salta la notifica dei debiti con l'Aler. L'eurodeputata deve 90.000 euro. Robetta non ha ancora saldato il conto per la casa in via Borsi a Milano, ma al suo domicilio non si trova, quindi salta la notifica. Intanto sui social pontifica, le case popolari vanno occupate, direi giustamente, giustissimo, ineccepibile, non irreperibile. Sempre dalla prima pagina del quotidiano Libero. Cosa c'è ancora di interessante? Francesco Storace, il trucco con cui Amato fece la rapina del secolo, rivelazione sul prelievo forzoso, questa storiella l'ha raccontata il boiardo Monorchio, il prelievo dai conti nel 92, di notte, di nascosto, con uno scioglilingua, addirittura che si è inventato Amato per tenere nascosto il tutto. Nei testi sottoposti all'approvazione del Consiglio dei Ministri la manovra scomparve, spuntò poi nella Gazzetta Ufficiale. Trucchi e parrucchi. Libero lo lasciamo qui. Dalla prima pagina non c'è nient'altro di segnalabile se non lo scontro in Senato sul caso Striano, i dubbi di La Russa sui dossieraggi. In qual senso lo scopriamo a pagina 7. Gasparri e La Russa sollevano il conflitto di interessi del deputato dei 5 Stelle in antimafia De Rao. Con questo lasciamo la prima pagina di Libero. Andiamo a vedere adesso la prima pagina di Italia Oggi. Il quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi apre con il tormentone del super bonus, adempimenti infiniti per il super bonus. Entro un mese chi ha beneficiato del super bonus 110% dovrà inoltrare i dati catastali, l'ammontare delle spese sostenute e da sostenere e la percentuale della detrazione fruibile. Ciò almeno se la CILA, comunicazione inizio lavori asseverata, è stata presentata dal 1 gennaio 24, oppure se ha una data precedente, ma i lavori, non sono stati conclusi al 31 dicembre 24. A pagina 26 tutti i dettagli sul tormentone super bonus con gli infiniti adempimenti. In prima pagina ancora su Italia Oggi, dalla tax compliance, conti pubblici, i bravi cittadini hanno fatto il loro dovere fiscale, ne è venuto fuori un tesoretto da 2,2 miliardi da spendere per la riduzione della pressione fiscale medesima, che però aumenta nella legge di bilancio. Tutto chiaro? No, chiaro lo stesso, tanto paga e taci, somaro italiano, non più solo lombardo. Voto in Emilia-Romagna, il PD agita lo spettro fascista per coprire le magagne della sanità. E poi abbiamo il diritto e rovescio del direttore Magnaschi, la capacità dimostrata dai servizi segreti israeliani che sono riusciti a far esplodere contemporaneamente migliaia di cercapersone, poi anche di walkie-talkie, ha stupito il mondo, ma ha anche suscitato allarme. Molti esperti informatici si sono infatti chiesti: se il Mossad è riuscito a compiere un'azione così devastante, perché non ci dovrebbero riuscire i russi? Hanno un'esperienza pluridecennale in materia di hackeraggio organizzato militarmente. Putin ha già dimostrato che se messo spalle al muro, invece di cercare il compromesso alza la posta. Non c'è il rischio che invece dalla bomba atomica minacciata tutti i giorni utilizzi invece dell'atomica i suoi hacker per disarticolare i sistemi informatici occidentali con conseguenze potenzialmente ancor più devastanti? Italia Oggi ha girato la domanda ad alcuni esperti di informatica, di sistemi informatici complessi. La risposta è stata: è possibile. Da gelare il sangue, scrive Pierluigi Magnaschi nel suo corsivo di prima pagina. Vediamo adesso il Sole 24 Ore. Qui il quotidiano di Confindustria ci presenta a pagina 2, in primo piano, un articolo interessante di Rita Fatiguso sulla Cina. La Cina sta facendo di tutto per stimolare l'economia. Anche le borse cinesi vanno in crescita, in corsa, in rally. La banca centrale impone alle banche commerciali di abbassare entro fine ottobre i tassi di interesse su tutti i mutui, i prestiti immobiliari esistenti. Scatto dei listini che entrano in bull market, cioè entrano nel toro, cioè in piena crescita. Difficile immaginare un simile scenario altrove, ma in Cina sì, scrive il Sole 24 Ore. In Cina è possibile che le autorità arrivino a incidere perfino sui contratti dei mutui in essere. La banca centrale ieri ha chiuso una serie di sforbiciate ai tassi con un taglio di 30 punti. In pratica la banca centrale impone a quelle commerciali di abbassare anche i mutui già rilasciati, già in corso, già in essere, per stimolare l'economia ulteriormente. Vi segnalo, lo tiriamo fuori subito dal Corriere della Sera, poi andiamo a vedere gli altri articoli del giorno. Vi segnalo l'intervista di Cesare Zapperi a pagina 15 sul Corriere della Sera
a Massimiliano Fedriga, presidente della regione Friuli Venezia Giulia, sulla questione dell'autonomia. Poi sentiremo alle 9 anche Attilio Fontana, ovviamente su questo tema, il presidente della giunta lombarda. Il collega Occhiuto, il presidente della Calabria, dice che bisogna rallentare o fermare l'iter della legge sull'autonomia. Cosa ne pensa Fedriga? Sono 22 anni che si procede lentamente, risponde il presidente del Friuli Venezia Giulia. Siamo in presenza di una legge equilibrata che offre opportunità a tutto il paese. Casomai è l'attuale assetto istituzionale che crea differenze tra nord e sud. Il referendum spaccherà il paese, sono d'accordo che è pericoloso, non ne vedo l'utilità. Ma ricordo che è stato chiesto da molti di quelli che hanno voluto l'inserimento dell'autonomia in Costituzione. La legge Calderoli va nella direzione auspicata anche da chi aveva firmato preaccordi. Questa mi pare una speculazione partitica. È una priorità per il Paese l'autonomia e ricordo a chi dice che il testo è stato approvato di notte con fretta che quel testo è arrivato prima alla conferenza regioni che in Parlamento ed è stato modificato in quella sede. Non capisco certe polemiche. Ho difficoltà a capirle. Nessuno entra nel merito, vedo solo propaganda, slogan, falsità. Chi è contro l'autonomia deve avere il coraggio di dire che preferisce il centralismo. Sarebbe una posizione rispettabile ma non condivisibile. Andrebbe detto ad alta voce, però, in modo che tutti possano capire qual è la posta in palio. Ricordo che le materie non legate ai livelli essenziali delle prestazioni, LEP, possono essere già richieste e delegate dopo un'intesa col governo e il via libera del Parlamento, ma c'è di più. Sui LEP bisogna accelerare. Vanno garantiti a prescindere dall'autonomia, che tocchi alle regioni o allo Stato. Purtroppo oggi anche i secondi non ci sono. L'autonomia è uno dei temi del raduno di Pontida domenica prossima. Con tutti quegli ospiti sovranisti, cosa resta del federalismo leghista? A Pontida, risponde a Cesare Zapperi, Massimiliano Fedriga, saranno presenti i governatori della Lega che credo ben rappresentino le istanze dei territori. Non deve stupire che siano invitati i rappresentanti dei partiti alleati in Europa. La Lega negli anni è stata raccontata in tanti modi, le battaglie per cui è nata continua a portarle avanti. Il successo dell'FPÖ in Austria, Tajani parla di nazisti. Non si deve demonizzare alcuna forza politica che ha consenso popolare, bisogna sempre rispettare i processi democratici. È sbagliato intromettersi poi. La questione della solidarietà a Salvini a rischio di condanna, processo open arms. Ho rispetto per la magistratura, afferma Fedriga, sono sicuro che il processo finirà con la assoluzione. Salvini ha esercitato il ruolo di ministro che ha portato avanti con successo. Qualcuno vuole usare l'inchiesta per abbattere un avversario, ma è strumentalizzazione. Vannacci, dimissioni, espulsioni nel nord-est, questioni di associazionismo che opera al di fuori dei confini del partito, risponde Federica. Ho sempre guardato a queste cose con distacco, non riguardano la Lega. Salvini ha detto che è stanco, potrebbe lasciare nel 2027. Non esiste, è una discussione fuori dalla realtà. Tutti siamo impegnati a lavorare per il bene della Lega, così Massimiliano Fedriga sul Corriere della Sera. Dal Corriere passiamo a Repubblica, perché intanto ieri a Milano Schlein ha incontrato alcuni industriali, imprenditori, manager, finanza, banche. Bisogna tagliare le bollette, ha detto Schlein agli industriali. Serve una politica energetica che aiuti la competitività. Intanto io mi sono ritrovato dalla storica AEM, poi diventata A2A, che mi ha sempre dato la luce a Milano. Mi sono ritrovato, siccome gli hanno venduto il tutto sopra le nostre teste, la chiamano libertà, hanno fatto l'asta, ha vinto Enel, la bolletta è raddoppiata, io sono contento, molto contento, perché in un solo mese pago il doppio di quello che pagavo prima. Questa è la libertà, questo è il mercato, complimenti. Comunque bisogna tagliare le bollette, ha detto Ellis Line. Ieri a Milano, vedendo un po' di vipponi della finanza, delle banche, di determinate imprese e via dicendo. E anche naturalmente Beppe Sala, che dovrebbe essere uno dei big della sinistra del futuro. Auguri. Mentre adesso andiamo a vedere i tre articoli dopo la pausa. La facciamo subito, un bel minutino di pausa con un po' di musica. Boh, anche no, anche sì, chi lo sa. Tutto è incerto, compresa la vita, purtroppamente o per fortuna.
Allora, vediamo adesso i 3 articoli che gireranno poi in maniera fantasmagorica sul sito di radiolibertà.net. Il primo è un'intervista di Luca Fazzo su Il Giornale, a pagina 4, a Giovanni Melillo, il procuratore nazionale antimafia che ha preso la staffetta dal citatissimo Federico Cafiero De Rao, che poi è diventato parlamentare, gli spioni e tutto il resto. Questa indagine costringe, che parla in realtà del calcio, il tifo è irrilevante, ai capi della curva interessa solo fare soldi. Questa indagine costringe ad aprire gli occhi sulla realtà. Bisogna smettere di far finta di nulla, smettere di girare gli occhi dall'altra parte davanti alla penetrazione criminale nel mondo del calcio, dice il capo della Procura Nazionale Antimafia Giovanni Melillo. Procuratore, chiede Luca Fazzo sul giornale, quanto è profonda la penetrazione della criminalità nelle curve del calcio? La retata compiuta in queste ore è sconcertante. Il mio ufficio, la DNA, che sta per Direzione Nazionale Antimafia, ha aperto da tempo un'attività di analisi su queste realtà, un gruppo di lavoro specializzato. Il quadro che ne viene fuori conferma l'indagine milanese in tutta la sua gravità. Siamo davanti a una deriva criminale negli stadi, a una mutazione di settori del tifo in cui la passione calcistica è irrilevante. L'obiettivo? Soldi, profitto. Le intercettazioni di Milano raccontano bene come i capi della curva interessi poco il calcio. Come valuta il comportamento di grandi club Inter e Milan davanti a questa penetrazione della criminalità? Le squadre di Serie A sono aziende, risponde il procuratore Melillo, e il rapporto tra aziende e fenomeni criminali è da sempre un tasto critico. Spesso il comportamento delle società può assumere forme di acquiescenza, se non di agevolazione. Auspico che quanto emerso rafforzi nelle squadre la consapevolezza di dover attuare modelli organizzativi in grado di impedire queste commistioni. È indispensabile andare oltre la visione del passato, secondo cui la sicurezza negli stadi passava anche da una logica di negoziazione sotterranea con il tifo violento e organizzato, cioè molto cauto ci va il procuratore Merillo con lor signori padroni delle squadre di calcio. Tutte le squadre di A sono nel mirino? Non solo loro, purtroppo. Il problema della penetrazione criminale non riguarda solo le grandi squadre. Anche nel calcio minore c'è un intreccio mafioso che riguarda i piccoli club, nel meridione ma anche nel nord. Lì gli appetiti non riguardano il volano economico di un grande stadio come il Meazza. La penetrazione imprenditoriale serve da traino per altri obiettivi affaristici. Le due curve di San Siro, Milan-Inter, non sono un caso isolato. La deriva criminale che emerge dall'indagine della Procura di Milano discende da componenti mafiose che sono presenti anche in altri stadi. Prima di arrivare alla Direzione Nazionale Antimafia ero procuratore a Napoli. Lì si coglieva la gravità di una situazione in grado di condizionare la vita dei tifosi normali che vanno allo stadio, il cui unico desiderio è vedere la partita. Sarebbe ingiustificato affermare che gli ultras sono tutti criminali, ma, osserva il procuratore Melillo, è chiaro che c'è nel mondo ultras una componente non secondaria che si pone con modalità criminali. C'è una dose di violenza, un clima di paura negli stadi a cui ci siamo assuefatti. Negli stadi se ne vedono di tutti i colori. È stata sdoganata la propaganda suprematista, antisemita, razzista. In più occasioni le due componenti criminali, ma la vita organizzata e gruppi politicizzati, si alimentano a vicenda. Ripeto, conclude il procuratore antimafia, smettiamo di fingere di non sapere quanto è sotto gli occhi di tutti. Questa indagine ci costringe a interrogarci sul punto a cui siamo arrivati. A interrogarci chi, scusi, procuratore? Perché io cosa c'entro come cittadino con tutta sta roba qua? Comunque, ma manda anche un segnale a tutto il mondo del calcio, dimostrando l'efficacia della risposta dello Stato. Se a voi vi soddisfa, contenti voi. Giovanni Melillo, il procuratore nazionale antimafia. E vabbè, famocela passare. Andiamo alla prima pagina, adesso il secondo pezzo del Messaggero di Roma, laddove il professor Luca Ricolfi riflette sull'Austria e i rischi del cordone sanitario, ovvero del voler escludere i vincitori. Così anche in Austria, osserva Ricolfi, come poche settimane fa in Sassonia, Turingia e Brandeburgo, tre Länder della Germania Est, le elezioni le hanno stravinte due partiti che la maggior parte dei media definiscono neonazisti. Nel caso della Germania il partito vincente Alternative für Deutschland, AfD. Nel caso austriaco FPÖ, il Partito della Libertà, formazione euroscettica che 25 anni fa, guidata da Jörg Haider, ebbe a creare non pochi problemi all'Europa. La vittoria del Partito della Libertà, 28,9%, 4 punti in più rispetto alle europee di pochi mesi fa,
è particolarmente significativa perché non avviene a scapito del Partito Popolare, conservatore e moderato, che anzi guadagna 2 punti rispetto alle europee, ma a scapito dei socialdemocratici e dei verdi. Mai nella storia elettorale dell'Austria lo scarto fra i consensi alla destra e quelli alla sinistra era stato così forte. Giusto per fare un paragone, in Italia le forze di destra superano quelle di sinistra di circa 6 punti. In Austria le forze di destra superano quelle di sinistra di 36 punti, scrive il professor Ricolfi in prima pagina sul Messaggero di Roma. Adesso ci voltiamo a pagina 15, dove prosegue l'analisi del professor Ricolfi sul pericolo sostanzialmente di tagliar fuori, anche qui con un cordone sanitario, le forze, in questo caso la forza, il partito che ha vinto, ovvero sia il Partito della Libertà. Ciò nonostante è probabile che il Partito della Libertà e il suo leader, Herbert Kickl, possiamo anche inquadrare la pagina adesso dove stiamo leggendo l'editoriale di Luca Ricolfi in prima pagina sul Messaggero, è probabile che il Partito della Libertà e il suo leader Herbert Kickl, a suo tempo ghostwriter, cioè quello che scriveva i discorsi di Haider, restino fuori dal governo in base alla dottrina del cordone sanitario contro l'estrema destra come in Francia e Germania. Popolari e socialdemocratici austriaci, cioè i democristiani e la sinistra austriaca, hanno seggi a sufficienza per fare un bel governone tra di loro, anche senza l'aiuto dei partiti minori, verdi e neos liberali. Ma quali sono le idee di fondo del Partito della Libertà austriaco, l'FPÖ, che ha vinto? Fondamentalmente 4: ostilità alle chiusure durante Covid, opposizione alle politiche green, contrarietà all'invio di armi in Ucraina, anche perché l'Austria dipende dal gas russo, difesa dei confini e rimpatrio degli stranieri irregolari, remigration. Come è facile immaginare, il punto più importante è quest'ultimo. Secondo diversi osservatori, l'ostilità verso gli immigrati, tipica dei partiti di estrema destra, sarebbe connessa a pulsioni razziste con venature nazionaliste e antisemite. E il fatto che simili pulsioni, scrive Ricolfi, si manifestino in area germanica, cioè in paesi con un passato nazista, Austria, Germania, è fonte di ulteriori preoccupazioni, che non possono non ricevere ulteriore impulso dalle ripetute, ancorché isolate, esternazioni nostalgiche e nazisteggianti di alcuni esponenti del Partito delle Libertà e pure di quelli di AfD. Sul trionfo elettorale del Partito della Libertà, insomma, aleggia il fantasma di Hitler. Sono giustificate queste preoccupazioni? Per certi versi sì. Chiedo scusa, per certi versi sì, scrive Ricolfi, sono giustificate le preoccupazioni. Il passato nazista, i suoi simboli e richiami, può offrire alla protesta populista un immaginario inquietante, aggressivo e alimentare tentazioni di farsi giustizia da sé, innanzitutto contro gli immigrati, percepiti come minaccia alla sicurezza e ai valori comunitari. In questo senso sì, la vittoria del Partito della Libertà è inquietante. Per altri versi, però, l'accostamento fra FPÖ e nazismo è fuorviante. Se guardiamo all'ideologia e agli obiettivi del partito di Kickl, l'FPÖ, non possiamo che notare almeno 3 differenze significative con il partito hitleriano. Primo, il nazionalismo dell'FPÖ è pacifista, tutt'altro che aggressivo o guerrafondaio verso stati confinanti. Secondo, nel caleidoscopio ideologico dell'FPÖ, una componente essenziale è il libertarismo, come testimoniano le sue battaglie contro le restrizioni Covid e come suggeriscono le sue origini. Fino al 93 ha fatto parte dell'Internazionale liberale. Terzo, il bersaglio principale sono gli immigrati, in particolare islamici, e non certo gli ebrei. Insomma, il paragone col nazismo non regge, si può essere pericolosi senza essere nazisti. Il vero problema, continua Luca Ricolfi sul Messaggero, è che nessun partito, né in Austria, né in Germania, né altrove in Europa, ha una soluzione per il paradosso migratorio. Gli immigrati sono troppi o troppo poco integrati per assicurare ordine e sicurezza, ma sono troppo pochi per coprire la domanda di lavoro, specie qualificato, il tutto complicato dai vincoli legislativi, soprattutto di carattere internazionale e umanitario, che rendono estremamente difficoltose anche modeste misure di espulsione degli irregolari e perfino degli autori di gravi reati. La realtà, temo, è che chiunque governi, popolari, conservatori, socialisti, estremisti, fra virgolette, di destra,
non ha gli strumenti per risolvere il problema migratorio finché le regole sono quelle attuali, con un aggravante nel caso austriaco. Gli stranieri in rapporto alla popolazione sono più del doppio che in Italia, 20% contro il 9%. In queste condizioni, conclude Ricolfi, è normale che chi, come il partito di Kickl, non ha responsabilità di governo, intercetti buona parte della protesta anti-immigrati e riesca a farlo anche in realtà urbane tradizionalmente favorevoli alla sinistra. Nel territorio autonomo di Vienna, dove la percentuale di immigrati è oltre il 30%, la FPÖ è riuscita a sfondare il tetto del 20%, risultato eccezionale in una roccaforte progressista. Da qui, conclude Ricolfi, il dilemma di socialdemocratici e popolari: imbarcare gli estremisti rinunciando alla logica del cordone sanitario o tenerli fuori dal governo col rischio che alle prossime elezioni siano ancora più forti di prima? Così Luca Ricolfi in prima pagina sul Messaggero. Il terzo articolo ci porta dalle parti di Agnelli Elkann. Siamo sul Fatto Quotidiano, pagina 11, Giulio da Silva. Il riarmo aiuta Elkann e compagnia. I profitti della Iveco fanno più 92%. La controllata Exor, crescono ricavi e utili grazie alle commesse statali sulle armi. I margini surclassano anche Leonardo, ex Finmeccanica, alla quale peraltro gli Agnelli vogliono vendere Iveco per 1 miliardo. Insomma, se l'auto va malissimo e piange, le armi sorridono per gli eredi Agnelli e i rami delle famiglie Elkann e Nasi. Nella relazione semestrale di Exor, la holding con sede in Olanda, di cui è amministratore delegato John Elkann, il nipote di Gianni Agnelli, si coglie un forte aumento dei ricavi e dei profitti nell'industria della difesa, che fa parte di Iveco, la società che produce camion e autobus, controllata da Exor con il 27% del capitale. La corsa al riarmo, innescata dalla guerra Russia-Ucraina, premia la società, che è anche al centro di trattative col gruppo statale Leonardo, interessato a comprare Iveco per integrare la produzione con quella di Oto Melara, che fabbrica torrette e cannoni usati sui veicoli blindati a ruote come il Centauro, che sono nel catalogo della Iveco. A questo punto i risultati di Iveco Defense Vehicles, cioè la controllata che fa armamenti terrestri, hanno puntellato i conti dell'intero gruppo Iveco, che nella prima metà di quest'anno ha perso 200 milioni di ricavi rispetto al 23, una contrazione dovuta alla flessione delle vendite nei settori produzione camion e motori per uso civile. È andata bene invece il settore militare. I ricavi consolidati di Iveco sono diminuiti del 3%, a 7,28 miliardi, mentre nel settore difesa i ricavi sono aumentati di 119 milioni, da 379 a 498, più 31%. Questo settore è piccolo rispetto all'intero gruppo, ma ha un peso importante nella redditività. L'utile operativo rettificato, che indica l'utile industriale dopo gli ammortamenti prima di oneri finanziari e tasse, esclusi eventuali costi per ristrutturazioni e voci non ricorrenti, per IDV, cioè in sostanza per il settore delle armi della Iveco, è raddoppiato con un aumento di 24 milioni. Questo balzo è stato determinante per la crescita dell'utile operativo rettificato delle attività industriali dell'intera Iveco. Per farla corta, insomma, il riarmo aiuta la galassia Elkann e compagnia. Profitti Iveco più 92% e adesso Leonardo forse si compra l'azienda degli Agnelli Elkann. Così sul Fatto Quotidiano. Va male l'auto, vanno bene le armi per gli eredi Agnelli. Sul Fatto Quotidiano la mettono così. Intanto noi che facciamo adesso? Torniamo, lasciate le prime pagine, ad alcuni degli articoli della giornata. Da dove iniziamo? Da qui, dal quotidiano Avvenire, che in cronaca milanese si occupa degli affari sporchi delle curve, ma anche nel dorso nazionale. È sempre Simone Marcer a occuparsi del blitz della Procura di Milano, che ha svelato un sistema comune tra i capi ultras di Milan e Inter. Secondo il GIP, giudice delle indagini preliminari, avevano permeato ogni attività che aveva a che fare con San Siro. Ogni attività, capito? Indagato per la gestione dei parcheggi anche il consigliere comunale e regionale Manfredi Palmeri, già di destra, poi finiano, poi non mi ricordo più che cosa, che respinge ogni accusa. Sono molto amareggiato, dice Manfredi Palmeri.
Dalla curva nord sono finiti in carcere il leader ufficiale Marco Ferdico insieme al padre Gianfranco, il nuovo capo pro tempore Renato Bosetti e altri appartenenti al direttivo, Matteo Ciac Norrito e Mauro Nepi. Il 54enne Giuseppe Caminiti, calabrese di Taurianova, vicinissimo all'ondranghetista Giuseppe Udutturicchiu Calabrò e ai fidanzati, famiglia di Cosa Nostra, e addetto ai parcheggi sotterranei, la contabile Deborah Turiello, che si occupava della rivendita dei biglietti, il pregiudicato palermitano Francesco Buzzero Intagliata. In Curva Sud i nomi sono il leader storico Luca Lucci, quello della celebre stretta di mano con l'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini, il fratello Francesco, Cristian Rosiello, guardia del corpo di Fedez, Alessandro Shrek Sticco, Fabiano Capuzzo e Islam Alex Cologno Hagag, Riccardo Bonissi e Luciano Romano. Nel caso della curva rossonera, la contestazione più grave è associazione a delinquere semplice per estorsioni, aggressioni, lesioni, resistenza. L'inchiesta dell'antimafia fa luce sulla vicenda dell'aggressione a Cristiano Iovino di aprile dopo una lite con Fedez in una discoteca. Sarebbe connessa a una diatriba sorta con l'altro cantante Tony F. Nelle carte c'è la spedizione punitiva compiuta 5 aprile scorso a Motta Visconti. Il rivale costretto a inginocchiarsi in strada e un tettato agguato a Giancarlo Sandokan Lombardi, rivale del capo della curva rossonera Lucci. Tra i 60 destinatari del decreto di perquisizione dell'antimafia di Milano c'è anche il consigliere regionale Manfredi Palmeri, gruppo Lombardia Migliore. Secondo le indagini di Polizia e Guardia di Finanza, i PM dell'antimafia, Storari e Ombra, coordinati dal procuratore Viola e dalla giunta Dolci, Palmeri, già manager di MI Stadio SRL, società compartecipata da Milan e Inter che gestisce la concessione comunale dello stadio. Il Palmeri, dunque, il consigliere comunale e poi regionale Manfredi Palmeri, si sarebbe attivato in cambio di utilità per far ottenere alla società Kiss and Fly dell'imprenditore Gerardo Zaccagni, indagato, la gestione dei parcheggi attorno allo stadio, stagione 2024 dei concerti. Non ho mai fatto favori a nessuno in cambio di denaro o regalie. Peraltro, nel lavoro allo stadio non ho alcun potere gestionale e decisionale per favorire chi che sia, ha detto ieri Manfredi Palmeri, che parla di ipotesi che mi amareggia e destituita di fondamento. Stesso business, affari in comune tra ultras nerazzurri e rossoneri, ma metodi diversi. Con riferimento agli indagati del direttivo Curva Nord, è contestato il reato di associazione a delinquere finalizzata all'agevolazione della cosca mafiosa di 'ndrangheta dei Bellocco, che era personalmente rappresentata nella curva da persona già condannata, ha detto il procuratore di Milano Viola. Un altro profilo riguarda la curva sud. In questo caso non è stata ipotizzata l'aggravante, pur essendo visibili tentativi di avvicinamento ad ambienti della criminalità organizzata. Loro si caratterizzano però per dimostrazioni di straordinaria violenza. Le indagini, scrive il GIP, hanno evidenziato che l'Inter si trova in una situazione di sudditanza nei confronti degli esponenti di Curva Nord, finendo per agevolarli, seppur obtorto collo. La curva sarebbe riuscita con pressioni ad ottenere 1500 biglietti per la finale di Champions Istanbul, con contatti dispiegati a ogni livello, da giornalisti a esponenti della società come Claudio Sala, supporter liaison office dell'Inter, e Zanetti, lo stesso allenatore Inzaghi, ex calciatori come Materazzi. Agli atti un incontro tra Lucchi e il capitano del Milan, Davide Calabria. Infine un accordo tra le due tifoserie. Prima della semifinale Champions 2023, chiunque avesse vinto si impegnava a dare una quota di biglietti all'altra curva. Oltre ad estorsioni, false attestazioni, fabbricazione di documenti falsi, accesso abusivo a sistemi informatici, resistenza, vengono contestati lesioni, percosse, rissa per una serie di scontri da stadio, e dalle carte emerge che gli ultras sono riusciti a permeare ogni attività che avesse a che fare con lo stadio di San Siro, trasformato in territorio franco fuori da ogni controllo di legalità e nutrito di scontri violenti. Inoltre, la rarefazione delle forme di contrasto ha creato le condizioni per il controllo di ogni iniziativa economica, dai parcheggi con estorsioni da 4.000 euro al mese fino al catering, dagli ambulanti dei panini al facchinaggio, alle bibite vendute dentro San Siro.
Si parla di incassi per milioni di euro, oltre agli arresti 24 DASPO, 10 aggravati da obbligo di firma e 89 DASPO fuori contesto per inibire l'accesso allo stadio a chi ha subito un certo tipo di condanne. Così in dorso milanese. Ci torniamo sopra anche sul dorso nazionale di Avvenire. Intanto su Avvenire vi segnalo un'intervista a un esponente del partito che ha vinto in Austria, il partito di Kickl, l'FPÖ, il partito delle libertà. Siamo un partito di centro, altro che estrema destra, e Kickl sarà cancelliere, dice Hubert Fuchs, 55enne deputato liberal nazionale, uno dei volti noti dell'FPÖ austriaco. È il maggior successo che abbiamo mai avuto. Siamo il partito che ha avuto più voti, è una dimensione mai vista. Successo perché? Perché noi siamo il partito che fa quello che vogliono gli austriaci, siamo un partner per i cittadini, rappresentiamo i loro interessi non solo in campagna elettorale ma per tutta la legislatura. Le preoccupazioni degli austriaci? C'è una gamma di problemi, risponde l'esponente dell'FPÖ Hubert Fuchs, intervistato da Avvenire. C'è una gamma di problemi di vario tipo che sentono gli austriaci. L'attuale governo federale, una coalizione popolari dell'OVP e Verdi, negli ultimi anni non ha saputo combinare niente. 5 anni perduti. Speriamo che questo trovi fine. Si tratta di vedere i prossimi giorni. Festeggiamo questa vittoria, poi dovremo discutere all'interno del partito. Ci auguriamo dei negoziati di governo. Il Presidente della Repubblica deve dare l'incarico a Herbert Kickl, che ha vinto le elezioni. In passato è sempre stata prassi che il leader del partito con più voti avesse ricevuto l'incarico dei negoziati di governo. Ci aspettiamo che il Presidente non interrompa questa buona prassi. Kickl sarà cancelliere, dice l'esponente del partito che ha vinto in Austria. Tornando invece alle cose più vicine al quotidiano cattolico, Avvenire, naturalmente le parole del Papa, Gianni Cardinale, inviato sul volo papale, ne dà conto così. L'aborto è un omicidio, ma nella Chiesa la donna è superiore. Durante la messa a Bruxelles e poi sull'aereo di ritorno il Papa si è soffermato sui temi del suo viaggio. I vescovi non coprano gli abusatori. Sul Libano la difesa deve essere sempre proporzionata. Per quanto riguarda la donna, il ministero mariano è più importante di quello petrino. Questa non è una posizione conservatrice. Sull'aborto i medici che lo praticano sono sicari, ha detto in maniera molto chiara Papa Francesco. Per quanto concerne invece il dorso nazionale di Avvenire sulla questione Milan-Inter, curve, ultras, intimidazioni, racket, infiltrazioni mafiose a Milano, 19 arrestati tra i capi del tifo organizzato, ha scoperchiato il calderone di mafia, violenza e tifo organizzato a San Siro l'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Milano. Racket dei biglietti e dei parcheggi, estorsioni, pestaggi, intimidazioni agli steward e ai responsabili sicurezza dello stadio e delle società sportive, con protezioni e infiltrazioni di vera e propria mafia. Al centro dell'inchiesta il business da milioni di euro equamente spartito tra il direttivo Curva Inter e Milan e con la criminalità organizzata con Vitato di Pietra. Dietro lo stadio c'è un business della Madonna, è una carta di identità, un passepartout per tutti. Cosa fanno? Dal parcheggio pigliano i servizi di pulizie, dalle pulizie la gestione dei ristoranti, dai ristoranti la curva e pigliano tutto. A parlare in tal guisa è Giuseppe Caminiti, intercettato, uno che si vantava di essersi presentato con la tanica di benzina per convincere la proprietaria di una gelateria a Milano e persuaderla a vendergli il negozio. Il Caminiti è l'uomo dei parcheggi a San Siro e dietro di lui c'è Giuseppe Calabrò, Udutturicchiu, ora a processo 49 anni dopo in seguito alla riapertura del procedimento per il sequestro e omicidio di Cristina Mazzotti, la diciottenne sepolta viva in una buca di cemento fatta ritrovare in una discarica dall'anonima sequestri nel Comasco nel 1975. Una parte dei soldi dei parcheggi di San Siro sarebbero stati distratti per pagare la parcella dell'avvocato di Udutturicchiu. Gli avvocati mi stanno mangiando, io ogni volta sono stretto, si lamenta l'anziano 'ndranghetista. Non ti preoccupare, compare. Ho già capito, gli risponde il suo uomo di fiducia, staccandogli 1.000 euro di stipendio mensili distratti dai parcheggi dello stadio di San Siro, seguendo il classico schema previdenziale dell''ndrangheta. Caminiti e Calabrò appartengono alla vecchia scuola, tengono il basso profilo, si accontentano di una fetta di torta, quella dei parcheggi. Io faccio il criminale, non l'ultra, dice il primo dei due. Ma non tutti si accontentano nel mondo di mezzo svelato dalle indagini di ieri. Faccio l'asso pigliatutto, faccio un macello. Questo invece sarebbe Antonio Bellocco, rampollo della cosca omonima di Rosarno, sempre di 'ndrangheta.
aveva avuto il mandato della famiglia di attenersi a un comportamento ineccepibile. Intercettato mentre parla con Marco Ferdico, fino a 2 settimane fa capo ultra dell'Inter, ora nell'elenco dei 19 arrestati e 60 indagati, insieme al suo successore Renato Bosetti, Bellocco dice: non mi tradire, altrimenti mi costringi ad ammazzarti. Come è finita si sa. Il 4 settembre scorso Bellocco ha fatto salire sulla sua auto Marco Beretta, altro capo ultrainterista. Non ha nemmeno fatto in tempo a fargli un discorso, Beretta lo ha ucciso con 20 coltellate. Da allora, un giorno sì, l'altro pure, Ferdico ha postato una cronologia di storie su Instagram in suffragio del boss dell''ndrangheta, ucciso il Bellocco. Beretta avrebbe fatto entrare Bellocco in curva come garanzia contro altre infiltrazioni. La strategia non ha funzionato. Sullo sfondo l'omicidio irrisolto di Vittorio Boiocchi, vecchio capo ultra interista dell'Inter, ucciso il 30 ottobre 22, e il tentato omicidio di Enzo Anghinelli, 5 proiettili al volto in via Cadore a Milano, incredibilmente sopravvissuto. Boiocchi era un altro che non si accontentava dai parcheggi di Caminiti e Calabrò. Grando Zaccagno, lui staccava 4.000 euro mensili a titolo di obolo per la tranquillità. Anche ai concerti veniva giù a prendere, eccetera. E sul quotidiano Avvenire c'è un grande esperto di calcio, Massimiliano Castellani, che si occupa delle vittime nella storia del pallone malato, campioni, criminali e presidenti. Gli insulti a Paolo Maldini nel giorno dell'addio, perché a Milano chi si era opposto a questa deriva dei capi ultra era stato proprio lui, anzi solo lui, il capitano del Milan Paolo Maldini, che perciò fu fischiato su istigazione dei capi della Curva Sud nel giorno in cui dava il suo addio al calcio. I ricatti allo Tito, l'omicidio di Diabolico. Insomma, bella melma che è il calcio italico. Mentre su Avvenire vi segnalo anche, cambiando argomento, la questione della manovra. Oggi il vertice per le famiglie. Sale la protesta contro il maxicondono nel decreto Omnibus, convocati a Palazzo Chigi il forum delle associazioni familiari. Per le misure a favore dei figli resta il nodo delle risorse, poi la manovra avremo stramodo di vederla nel dettaglio. Su Avvenire c'è un articolo curioso di Ilaria Beretta, pagina 11, sul caffè. Crisi climatica, nuove regole europee, il caffè è sempre più amaro. Oggi si celebra la giornata internazionale del caffè, da festeggiare ben poco, caldo record e tempeste che minacciano le produzioni. I piccoli coltivatori africani temono per la sopravvivenza. I grandi importatori si interrogano sulle nuove norme europee green. Il 1 gennaio 25 entra in vigore il regolamento contro la deforestazione. Dice il professor De Muro, è un fatto positivo, ma si sostengano i piccoli produttori che hanno i costi più alti. Secondo Illy Caffè non dappertutto sarà facile mappare i terreni. Infine, per la pagina degli esteri di Avvenire, Marine Le Pen va a processo per i fondi europei, si dice serena, ma rischia l'ineleggibilità. La leader del Front National francese è accusata di avere usato 6.800.000 euro destinati a stipendi dei portaborse per il suo partito, ma lei replica nessuna violazione. Questo è mobbing istituzionale. Tuttavia, se condannata, dovrà rinunciare alle presidenziali. Il fragore di un possibile terremoto politico-giudiziario si profila in Francia, scrive da Parigi Daniele Zappalà su Avvenire. Ieri, Tribunale di Parigi, si è aperto il processo che chiama alla sbarra Marine Le Pen, leader del raggruppamento nazionale che ha stravinto le europee, primo in termini di suffragi anche alle legislative anticipate volute da Macron. Un'apparente macchina schiacciasassi il partito di Marine Le Pen, che molti giudicano favorito anche per la prossima corsa all'Eliseo. Ma la candidata rischia ora 10 anni di ineleggibilità e carcere, oltre a 1 milione di ammenda. Assieme ad altri 24 esponenti del partito deve rispondere alla grave accusa di avere stornato i fondi distribuiti dall'Europarlamento per gli stipendi ai portaborse degli eurodeputati. I vertici del partito li avrebbero invece usati per remunerare i dirigenti del partito, anche far fronte così a un periodo di vacche magre per le casse dell'ultradestra. Marine Le Pen dice sono serena e noi ci fermiamo un attimo e poi vediamo gli altri articoli di giornata. Alle 9, vi ricordo, avremo con noi Attilio Fontana, presidente della Giunta regionale della Lombardia. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
Pressione atmosferica nuovamente in calo sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, a fronte di un ampio soleggiamento su quasi tutte le regioni centro-meridionali, avremo una copertura in progressivo aumento al nord e sulla Toscana. Pochi fenomeni, più probabili tra la Liguria di Levante e l'Alta Toscana. Nel pomeriggio, graduale peggioramento verso la pianura padana con piovaschi in serata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Non è Kamala Harris, ma Richard Harris, che nasceva oggi, 1° ottobre 1930, defunse nel 2002, è stato attore e cantautore molto Irish, molto irlandese, e così ci piace ricordarlo, anche se non se lo ricorda nessuno. Mentre da Marine Le Pen passiamo al Corriere della Sera con le nuove leve dell'Ucraina che hanno paura di andare in guerra. Ucraina tra attacchi e diserzioni, scrive Lorenzo Cremonesi. Le nuove leve vanno nel panico. Non vogliono fare la guerra di Zelensky, il quale parla di situazione difficile in prima linea. In 80.000 hanno lasciato l'esercito senza permesso. Ne hanno un po' piene le scufie anche le nuove leve dell'esercito ucraino. C'è poi Tajani che lancia l'allarme, rigurgiti neonazisti, Salvini contrattacca, se hai rigurgiti vuol dire che hai mangiato pesante, caro Antonio. Duello tra i vice premier, silenzio di Fratelli d'Italia. Foto d'ordinanza di Matteo Salvini con Herbert Kickl, il vincitore in Austria nel 2018. L'ex cancelliere austriaco Franz Vranitzky, 86 anni, hanno Orban per modello, ma l'Europa non ci isoli. Se andranno al governo bisogna smascherare le loro bugie, eccetera. Mentre anche il Corriere si occupa dei fondi neri europei, Marine Le Pen rischia l'ineleggibilità. Sono serena, non abbiamo violato alcuna regola, abbiamo molti argomenti per difendere la libertà parlamentare, ha detto Marine Le Pen. Se la vede male anche il premier britannico socialdemocratico Keir Starmer, laburista per meglio dire. Falsa partenza per lui, scrive da Londra Luigi Ippolito sul Corriere della Sera. Lo scandalo dei regali per sé e per la moglie, le nomine contestate, l'addio polemico di una deputata. A 3 mesi dal successo nelle urne, il leader laburista cala nei sondaggi. Cala nei sondaggi il premier britannico che va a picco, come ha titolato l'Economist. Mentre sul Corriere della Sera c'è un'altra notizia. A Milano, sentenza del Tribunale sui rettori della statale del San Raffaele. Il Tribunale di Milano ha assolto, perché il fatto non sussiste, il rettore della statale Elio Franzini e quello dell'Università San Raffaele Felice Enrico Gherlone. Erano imputati in una tranche dell'indagine su presunti concorsi pilotati negli Atenei, nel settore urologia in particolare. Gli imputati erano finiti sotto processo in relazione a 2 concorsi e sono stati completamente assolti. Assolti perché il fatto non sussiste. Intanto l'ex ministro Sangiuliano è stato 4 ore dai pubblici ministeri, ha detto ero nel panico. All'imprenditrice, cioè la dottoressa Boccia, potrebbe essere contestato anche lo stalking, i nodi della presunta gravidanza, i possibili ricatti della donna e le foto forse ritoccate, taroccate. Lunga intervista di Elvira Serra, pagina 23 del Corriere della Sera, a Vittorio Felteri. Il servizio più importante sul caso Tortora. Andreotti voleva che lo difendessi durante i processi. Devo tutto a un monsignore che parlava latino e bergamasco. A insultarmi sono
i comunisti, la gente invece mi chiede i selfie. Sul Corriere della Sera, in dorso milanese e lombardo, l'inchiesta sulla questione dello stadio di San Siro, Inter, Milan, mafia varia, biglietti, bancarelle e concerti, i clan volevano tutto. Lo stadio di San Siro e tutte le attività connesse fuori da ogni legalità. Ruspe all'orizzonte, perché lo stadio va messo a posto, eccetera, eccetera, ma soprattutto marcio dentro e attorno, scrive Pierpaolo Lio sul Corriere della Sera. Scalate tentate e riuscite alle due curve da parte delle mafie, 'ndrangheta ma anche mafia, gestione militare del bagarinaggio, violenza diffusa, estorsioni a tappeto su bar e bancarelle, occupazione dei parcheggi, non solo per le partite ma anche per i concerti estivi. E su questo fronte aree di sosta, regolari e abusive, una delle cassaforti del malaffare che stritolava lo stadio. La maxi inchiesta della Mobile, della Polizia di Milano, Guardia di Finanza e Antimafia ha intercettato anche i progetti per il dopo San Siro, il Meazza bis. In vista di un nuovo stadio, arraffare il bando per la gestione del parcheggio dell'ippodromo voleva dire avere gli unici che sarebbero rimasti operativi. Un affare molto interessante. Aveva attirato anche le attenzioni di Vittorio Boiocchi, ex capo ultra-interista assassinato 2 anni fa sotto casa. Quando faranno lo stadio dovranno venire, spiega, intercettato già nel 2020 uno degli arrestati, Giuseppe Caminiti, protetto di Giuseppe Calabrò, Udutturicchio, 74 anni, narcos delle cosche di San Luca, trapiantato a Milano e solo indagato. Caminiti è uomo vicino ai vertici della Curva Nord, braccio destro dell'imprenditore Gherardo Zaccagni, finito ai domiciliari, già gestore dei parcheggi durante i match dei nerazzurri. Non sarà tra 2, non sarà fra 3, non sarà fra 4 anni, ma fra 5 o 6, quando lo stadio lo faranno, perché lo faranno, dovranno andare da qualche cazzo di posto a mettere le macchine. L'inchiesta ha azzerato le curve di Inter e Milan. In manette esponenti dei due direttivi ultra, dai capi curva interisti Beretta e Ferdico al milanista Lucci, per vari reati, tra cui associazione a delinquere con l'aggravante del metodo mafioso per i nerazzurri. Questi qua dell''ndrangheta che vuole entrare in curva è per il business che c'ha della droga, si sente in un'altra conversazione. C'è un business della Madonna, poi loro cosa fanno? Dal parcheggio pigliano i servizi delle pulizie, dalle pulizie la gestione dei ristoranti, dai ristoranti la curva e pigliano tutto. Anche un'istituzione delle notti milanesi, l'Old Fashion, la discoteca. È il 2 gennaio a casa del capo ultras del Milan Lucci c'è Fedez, Federico Lucia, il rapper. Sono più che amici i due che iniziano a tessere accordi per acquisire il locale. Fedez chiama poi l'Ultra raccontando di aver sentito Stefano Boeri, l'archistar del Bosco Verticale, presidente della Triennale, che ospita l'Old Fashion. Lui adesso mi fa: avevamo in mente di fare un po' di musica dal vivo, gli ho detto ascolta Stefano, cioè Fedez racconta della sua intimità con l'archistar, l'architetto star Stefano Boeri. Va bene che voi siete sofisticati e tutto, no? I fighetti di sinistra. Ho detto però che non potete fare le orchestre là dentro, fate un club figo. A quel punto Fedez si interroga su come inserire Lucci nel progetto perché l'ultramilanista ha dei precedenti penali grossi così. Il tema che ti pongo è questo, cioè come introduco la tua figura, e ride. Si chiede il rapper. Risponde il capo della Sud. Non la introduci, sono con te, che devo fare io? Secondo te che ce ne frega? Poi la questione dell'indagine sul consigliere regionale Manfredi Palmeri, consigliere regionale lombardo, eletto nella lista Moratti, Letizia Moratti, capogruppo, capolista nel 23, consigliere comunale a Milano nel 2021, lista del candidato sindaco Luca Bernardo. È indagato per corruzione tra privati in un filone dell'inchiesta sul tifo organizzato, così sul Corriere della Sera. Intanto c'è un articolone molto pruriginoso, molto interessante di Vincenzo Bisbiglia sul Fatto Quotidiano di oggi a pagina 9 su Genni. Genni sarebbe l'ex ministro Sangiuliano, che brutta fine che ha fatto costui in termini di reputazione generale. Il Genni ai pubblici ministeri ha detto ero nel panico per colpa di questa bionda terribile ed evoca complici della dottoressa Boccia. L'ex ministro convocato in procura, 4 ore e mezza ha parlato Genni, ripercorre i punti salienti del suo esposto e le presunte pressioni. Audito come nei casi di stalking e codice rosso. Ero nel panico, sono andato nel panico, ha confessato l'ex ministro della cultura, lo ha ripetuto più volte anche ad alta voce, qualcuno lo ha sentito, rispondendo ieri alle richieste di chiarimento
dei magistrati. San Giuliano è stato sentito per oltre 4 ore e mezza dal procuratore aggiunto Cascini, dalla sostituta Guccione nella procura di Roma. Scuro in volto, in difficoltà, ha lasciato Piazzale Clodio senza rilasciare dichiarazioni. Così il Fatto Quotidiano. Abbiamo già visto che le armi aiutano la famiglia Agnelli Elkann, profitti Iveco più 92%. E sul giornale, invece, il giornale di Alessandro Sallusti, vi segnalo a pagina 8 l'articolo di Lodovica Bugliana e Luca Fazzo sulla questione degli spionaggi. Altri 800 file sono finiti al quotidiano dell'editore svizzero Carlo De Benedetti, il Domani. È giallo sui nomi. Negli atti della procura sale il numero degli accessi. Lo spione Striano, presunto spione, favorì i cronisti. Del giornale di De Benedetti, il PM di Perugia Cantone ribadisce le esigenze cautelari, cioè arresto a carico del finanziere Striano e dell'ex magistrato Antonio Laudati. Il parroco di Pontida invece contro la Lega, un appello a Matteo Salvini, rivedrei quella scritta che hanno ben visibile sul muro padroni a casa nostra. Capirai, c'è da riflettere su questa frase. Cosa ci scriverei? Niente, la cancellerei, punto e basta, ha detto Don Antonio, parroco di Pontida, da 2 anni in vista del raduno della Lega in programma nel weekend sul Pratone bergamasco. Quest'anno il focus sarà sulla vicenda Open Arms. E sempre dal giornale vi segnalo tutt'altra questione, il commento di Fiamma Nierenstein a pagina 13 su Israele. Dalle accuse ai successi, il disegno di Netanyahu. La grande sfida finale. Iraniani sarete presto liberi, ha detto il premier israeliano. Vittorie militari, consenso, cambia l'aria per Bibi. Netanyahu. Il piano, costruire un asse con il popolo persiano, che è un disegno molto ambizioso per metterla con molta cautela. Della Schlein, che è andata a parlare con gli industrialotti lombardi e la finanza e le banche, abbiamo già detto, bisogna tagliare le bollette, intanto sono cresciute per tutti, auguri. E nel frattempo da Repubblica l'intervista al procuratore di Parma, Alfonso Davino, può uccidere ancora, ecco perché Chiara Petrolini deve andare in carcere. È la studentessa che nel giro di un anno ha seppellito nel giardino di casa 2 neonati appena partoriti ed è ai domiciliari su disposizione del GIP. Può uccidere ancora, cioè può reiterare il reato secondo il capo della procura. Insomma, è un po' difficile rimanere incinta da soli, ma comunque secondo il capo della procura potrebbe reiterare il reato di omicidio, magari ai danni di qualche vivente e non ancora nascituro. Comunque l'efficacia dei domiciliari non può essere affidata ai genitori che non si sono mai accorti di niente, argomenta il capo della procura di Parma. Per quanto concerne Repubblica, vi segnalo in forma di retroscena nel dorso milanese l'articolo di Federica Venni sulla vicenda del calcio e di San Siro. Concessione e vendita futura, un'altra ombra sullo stadio. L'eventualità di avere commissari per i club potrebbe bloccare tutto. Il Comune di Milano ha al lavoro sugli scenari. Quando c'è di mezzo San Siro, Beppe Sala, il comune trema. Questa volta non si tratta del capitolo sul nuovo stadio, ma dell'indagine della procura sui vertici delle curve Inter e Milan che sono sostanzialmente gli inquilini numero 1 del patrimonio immobiliare del comune. Perciò gli avvocati di Piazza Scala hanno fatto istanza per vedere le carte dell'inchiesta. Obiettivo: capire se e come l'eventuale commissariamento di Inter e Milan, paventato nel procedimento di prevenzione aperto nei loro confronti, può avere effetto sull'attuale concessione dello stadio, nonché sul suo futuro. Il Meazza, lo stadio di San Siro, è oggetto di una convenzione trentennale sottoscritta nel 2000 tra Comune e le 2 squadre. Il Comune ha la proprietà dello stadio. Inter e Milan pagano 9 milioni di euro insieme all'anno per giocare a San Siro. Vanno aggiunti i costi di manutenzione, 4 milioni e mezzo circa di canone d'affitto vero e proprio, altrettanti per lavori di manutenzione straordinaria e fanno 9 milioni. In sostanza, insomma, 18 milioni entrano al Comune perché 9 milioni pagano Inter e Milan, diviso 2, per giocare a San Siro, più manutenzione ordinaria 4 milioni e mezzo, manutenzione straordinaria altri 4 milioni e mezzo. In assenza di cantieri questa quota viene trasformata in canone. Le società poi gestiscono l'impianto tramite la società MI Stadio SRL, quella per cui è finito nei guai Manfredi Palmeri, consigliere regionale, di cui sopra lista Moratti. Quest'ultima, la società MI Stadio,
è finita negli atti della procura per l'ipotesi di corruzione a carico appunto del consigliere regionale Manfredi Palmeri, che per la società lavora, la MI Stadio, pur non ricoprendo ruoli apicali e non avendo poteri decisionali. Intrecci per i quali l'avvocatura del Comune di Milano ha fatto partire la richiesta di accesso agli atti in procura. Documenti alla mano, i dirigenti del Comune dovranno capire come comportarsi con la concessione ai club attiva per altri 6 anni, fino al 2030. È presto per capire come intenda muoversi il sindaco di Milano. Certo è che non può far finta di nulla. Altro discorso quello sul futuro dello stadio. I vertici di Inter e Milan hanno più volte detto di voler acquistare lo stadio per rifunzionalizzarlo, costruendo un impianto nuovo fiammante a pochi metri di distanza. Le vicende giudiziarie non dovrebbero condizionare questo percorso, non c'è nessuna responsabilità delle società, anzi la cessione del Meazza toglierebbe parecchie castagne dal fuoco al sindaco. A questo sta lavorando il Comune di Milano alacremente, ha chiesto una valutazione dell'Agenzia delle Entrate, scrive La Repubblica. Sulla Stampa invece, sulle tasse nei prossimi anni aumentano anche le accise sul diesel e in bilico gli aiuti al ceto medio, cioè la Stampa la mette giù dura sulla prossima finanziaria. Nel PSB, piano strutturale di bilancio fatto dal governo, la pressione fiscale cresce al 42,8% nel 2005. È il massimo degli ultimi anni. L'opposizione va all'attacco contro il ravvedimento legato al concordato biennale, perché è un altro condono, dice l'opposizione. Nel piano di bilancio il governo annuncia lo stop allo sconto sulle imposte sul gasolio, cioè aumentano le accise sul diesel. Intanto, notizia interessante, Giorgia Meloni chiede il soccorso della grande finanza statunitense, una cabina di regia a Palazzo Chigi per i soldi del grandissimo fondo di investimenti BlackRock. L'incontro di Giorgia Meloni con Larry Fink, Chief Executive, cioè amministratore delegato del fondo BlackRock, un comitato per gli investimenti su intelligenza artificiale, energia e trasporti. No alla grande finanza internazionale, urlava Giorgia Meloni a Marbella dal palco del partito Vox il 12 giugno del 2022. 2 anni dopo, il governo Meloni apre le porte di Palazzo Chigi e il mercato italiano al più grande fondo finanziario del mondo. Il bagno di realtà del governo e dei soldi vale più delle promesse elettorali populiste. I soldi del PNRR finiranno nel giro di un paio d'anni. Le casse dello Stato saranno strizzate dalle nuove regole fiscali europee. Il privato, anche se è lo squalo globalista, vecchio nemico della Meloni, torna molto utile. Un comitato composto dai principali collaboratori di Giorgia Meloni sarà l'interlocutore di BlackRock. È il risultato dei 35 minuti di colloquio tra Meloni e Larry Fink, il numero 1 del fondo di investimenti con sede a New York, che gestisce oltre 9.000 miliardi di dollari di patrimonio globale, 102 miliardi per i clienti italiani. Meloni e Larry Fink si erano già visti a Borgo Egnazia G7, Partnership for Global Infrastructure e bla bla bla, copresieduta da Giorgia Meloni e dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Secondo una nota di Palazzo Chigi, il gruppo di lavoro sarà costituito a breve, una cabina di regia per individuare e coordinare progetti che andranno sviluppati in collaborazione con il fondo BlackRock, dall'energia ai trasporti all'intelligenza artificiale. Nel frattempo, ci scrive sulla Stampa Stefano Lepri, gli stipendi sono in discesa, ve ne eravate accorti? Cala il nostro potere d'acquisto, a pesare il rialzo dell'inflazione a causa anche della guerra in Ucraina. I nostri salari sono diminuiti del 4%, in America sono aumentati del 4%. Il signor Draghi sta dicendo che si va verso una stagione di tassi alti. Mario Draghi. Sulla Stampa c'è questa curiosa, interessante vicenda. L'onorevole Pozzolo, quello della sparatoria di Capodanno, Fratelli d'Italia, sospeso dal partito, risarcisce il ferito di Capodanno, ma insiste: non sono stato io a sparare. Lo risarcisco, ma non ho sparato io. Con una transazione riservata da 20-30 mila euro si chiude il caso giudiziario delle lesioni. Chi gli è vicino sottolinea lo ha fatto per motivi politici, per togliersi la rogna di dosso, insomma. Però non è stato lui a sparare. Francesco Lollobrigida si occupa invece di agricoltura, come tutti sanno. A pagina 15 della Stampa c'è l'intervista al ministro della sovranità alimentare Italica.
Sovranità alimentare, l'Europa ci segue. Il liceo Made in Italy è presto per giudicarlo. Poi c'è un Petrini sorridente che lo abbraccia. Io e Petrini siamo lontani politicamente, il fondatore di Slow Food, Carlin Petrini, ma in sintonia su molti temi. Non so se AfD sia una forza neonazista, ma è peggio mettere un partito fuori dall'arco costituzionale e parlamentare, dice il ministro Lollobrigida. Peste suina, pandemia, abbiamo un commissario, le misure stanno dando frutti. Lo sfruttamento è un fenomeno endemico non solo in agricoltura. L'uomo che è stato brutalmente ammazzato, Singh, ha incontrato sulla sua strada un criminale. Il futuro del governo lavoriamo sempre come se dovesse essere l'ultimo giorno. Non abbiamo il problema del consenso. Voto in Austria, ogni nazione sceglie chi la governa, non risulta che in nessun paese europeo i nazisti possano accedere al Parlamento. E con questo lasciamo la stampa, anzi no, c'è da ricordare, lo fa Alan Friedman, che Jimmy Carter compie 100 anni, pacifista centenario, dagli accordi di Camp David al patto con l'Unione Sovietica, il 39esimo presidente democratico americano festeggia un secolo di vita dedicata ai diritti e alla giustizia sociale, ricorda Alan Friedman, Jimmy Carter. Sul dorso economico della stampa di oggi c'è da segnalare un'intervista interessante a Delphine Moralis. Chi è? È l'amministratrice delegata di Filea. Che cos'è Filea? La Philanthropy Europe Association. 186.000, niente meno, organizzazioni filantropiche, 55 miliardi di euro investiti nel solo 23. La signora Moralis è a Torino, invitata dalla compagnia di San Paolo per fare il punto sull'Europa che verrà. La numero 1 dell'Associazione Europea degli Enti Filantropici. Abbiamo 647 miliardi di euro tra asset e donazioni. Possiamo sostenere lo sviluppo dell'Unione Europea. Possiamo dare una mano più velocemente di altri settori. La filantropia ha 647 miliardi in cassa. Sulla Verità di Maurizio Belpietro, l'articolo di Alessandro Darold sugli ultras della mafia calcistica e compagnia cantante. A capo delle curve di Inter e Milan c'era l''ndrangheta, un patto per lucrare sul tifo con 18 arresti, biglietti estorti alle squadre, pressioni a Inzaghi, mire sui posteggi. Arriviamo a Gravina, cioè al presidente, se non sbaglio, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina. Leggenda narra, scrive Alessandro Darold, che il patto di non belligeranza tra le curve di Milan e Inter sia nato nel 1981, dopo un mondialito dove perse la vita un tifoso nerazzurro, Vittorio Palmeri. Da allora le tifoserie di Milano si distinguono da altre piazze, calde come Roma o Genova. Dopo la raffica di arresti di ieri, ben 18 tra i capi della Nord e della Sud, in procura si sono fatti un'idea diversa. Il patto di non belligeranza fra le due tifoserie, si legge nell'ordinanza, è caratterizzato da legami fra gli apicali delle curve per conseguire profitto, in un contesto in cui la passione sportiva è mero pretesto per governare ogni possibile introito, i danè, del resto siamo a Milano, cos'è che conta? I danè, ogni possibile introito che la passione sportiva vera, quella dei tifosi di calcio, genera. Bisogna partire da questa considerazione, scrive La Verità, per capire il contesto in cui negli ultimi 20 anni sono state gestite le tifoserie di Milano. Due zone quasi franche, dove a comandare era soprattutto l''ndrangheta e dove si lucrava sui biglietti fino ai parcheggi intorno a San Siro, ma anche al merchandising e alla vendita di bibite o birre allo stadio, un business da 300.000 euro all'anno. Alcuni steward ai cancelli erano persino assoggettati agli ultras, costretti a far entrare persone senza biglietto per ricevere in cambio la tranquillità da parte del pubblico. Associazione a delinquere aggravata dalle finalità di agevolare la cosca di 'ndrangheta Bellocco e l'accusa ai tifosi nerazzurri. Per i milanisti invece reato associativo semplice. In arresto di nuovo Luca Lucci col fratello Francesco insieme con Ismail Hagag, loro fedelissimo, e Christian Rosiello. Questi ultimi anche bodyguard del cantante Fedez. Ai rossoneri vengono contestate anche estorsioni e spedizioni punitive, scrive La Verità. Su Libero invece vi segnalo Matteo Salvini che bastona l'azienda Exor, Agnelli, Elkan, Stellantis, eccetera. Ha fatto tutto il peggio che si potesse fare, dice il leader della Lega che attacca il gruppo Exor.
Agnelli Elkann dopo la richiesta di chiarezza sui fondi pubblici ricevuti dall'ex Fiat e critica Bruxelles. Mi preoccupo per i posti di lavoro, mettere fuori legge i veicoli a benzina è un suicidio, dice Matteo Salvini. Un nuovo capitolo nel duello che vede in campo da un lato la famiglia Elkann e il management di Stellantis e dall'altro il leader della Lega Salvini che ha bastonato nuovamente i rampolli di casa Agnelli. Il destro a Salvini lo ha dato il taglio delle stime della casa automobilistica 2024, crollo del titolo in borsa, meno 14,7%. Penso, ha detto Salvini, che abbiano fatto il peggio che si potesse fare da tutti i punti di vista. Mi preoccupo di salvare i posti di lavoro rimasti, affrettando la revisione della messa al bando delle auto a benzina e diesel, pressando la Commissione europea perché il riesame avvenga già nel 25. Lo chiedono anche la Germania e altri paesi. Pensare di mettere fuori legge auto a benzina e diesel tra 10 anni è una follia, un suicidio, dice Matteo Salvini. Voglio anticipare la scadenza della revisione regole auto al 2025. Stellantis dovrebbe dire dove sono finiti i fondi pubblici che ha preso. Una gestione disastrosa caratterizzata da perdite e impianti chiusi, dice anche Carlo Calenda. Sul quotidiano Libero vi segnalo l'articolo del direttore responsabile di Radio Libertà, Giovanni Sallusti, a pagina 11, la verità sull'Iran, gli ayatollah sull'orlo del baratro, Bibi sarebbe il premier naturalmente israeliano Netanyahu, agli iraniani promette sarete liberi, un messaggio del premier israeliano al popolo oppresso dal regime islamista. Risposta ai tanti attivisti persiani che oggi sfidano la morte contro Khamenei. Manca soltanto la spallata occidentale. Insomma, scrive Giovanni Sallusti, quella di Netanyahu è un appello coraggioso, manca la spallata dell'Occidente che appoggi questo disegno lungimirante del premier israeliano. Su Libero, intanto ci avviciniamo alle 9, tra qualche minuto poi ci colleghiamo con il presidente della giunta regionale lombarda Attilio Fontana. Dicevo, su Libero c'è da segnalare anche l'intervista di Serenella Bettin a Federico Faggin. Federico Faggin è il fisico italiano che ha progettato il primo microprocessore per computer al mondo, uno di quelli che ha aperto l'epoca dei computer. È nato a Vicenza nel 1941, poco noto al grande pubblico. Stiamo attenti, dice Faggin, l'intelligenza artificiale può rubarci la libertà. L'inventore del microprocessore spiega i pericoli e le opportunità della tecnologia. Se ci adagiamo a prendere per vero tutto ciò che dice, finiremo schiavi. Mettiamoci in guardia dai colossi high-tech. Google, Microsoft, Facebook sviluppano intelligenza artificiale per diventare sempre più ricche. L'intelligenza artificiale non ha libero arbitrio, ma rappresenta chi la crea, così questi potrebbero controllarci. Così Federico Faggin, a pagina 16 di Libero. Ed era l'ultima segnalazione dagli articoli discretamente interessanti di oggi. Ci facciamo una pausa musicale e ci risentiamo tra pochi minuti con il presidente della giunta regionale lombarda, Attilio Fontana. Adesso non so se Richard Harris, non Kamala, ci terrà ancora compagnia, forse sì, perché celebriamo lui, questo cantante attore irlandese. Gli irlandesi sono gente fiera, gente sanguigna e a noi ci piace. A lei ci piace, si domandava quel vecchio slogan. Radio Libertà, in un mondo in cui i mezzi di informazione